Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Commendone veneziano, ecco intanto l'Albo d'Oro in sovraimpressione, insomma le statistiche commendane della prima stagione. Allora ragazzi, la situazione è questa con la McLaren, abbiamo un bel sviluppo telaio, la grandissima, quindi ci occuperemo tantissimo del motore, saranno le cose che dovremo sviluppare subito. Abbiamo un buon vantaggio sulla Renault, quindi l'abbiamo lasciata, ho fatto bene a lasciarla scarsa, quindi è stata una bella mossa. E niente, adesso con la scuderia di Woking, ripeto, contratto di 2 anni, quindi devo fare per forza 2 anni. Con clausola però solo se mi chiama la Ferrari. Se mi chiama Mercedes o qualsiasi altra scuderia non posso. Andiamo ragazzi, ci becchiamo dopo le qualifiche per la gara. Ragazzi, ecco la strategia 2 pit stop. Partiamo con le super morbide per poi andare con le morbide negli ultimi 2 stop. Ok. Buono raga, andiamo. Gran Premio d'Australia, prima tappa, prima gara in McLaren, stagione 2017. Virtual Safety Car ragazzi, Virtual Safety Car. Aspetta. Rallentiamo. Miscelotta magra. Madonna, oh, su. Ragazzi, siamo nel corso del 9º giro, ho fatto la prima sosta. Durante le mie soste di box si è ritirato Nas e Vettel insieme, quindi 2 ritiri probabilmente condizionati tutti e due dal... forse un incidente di box nell'uscita, non lo so, solo che mentre ero ai box 2 ritiri consecutivi, infatti ero convinto della safety car che sarebbe stata utilissima, invece non è arrivata purtroppo. Comunque non stiamo andando male ragazzi, proprio per niente. È una buonissima gara. Adesso chiaramente seguiremo di più la parte diciamo centrale e soprattutto finale. La prima parte sarà sempre un po' tagliata ragazzi, almeno adesso, poi vediamo chiaramente. Ci sto un po' lavorando a capire come fare il 50%. Ok, recupero qualche posizione, una in realtà, però c'è Palmer con le dure. Il podio sarà quasi impossibile, però vabbè. Siamo davanti ad Alfonso. Per fortuna non ho trovato traffico. L'ho scelta bene la sosta stavolta. Quindi dalle ultra soft alle super soft. Davanti a me c'è Palmer che deve ancora fermarsi probabilmente alle medie. Il mio ex compagno Jolion. Solo un contratto di 2 anni con la McLaren Honda. Posso svincolarmi solo per una chiamata da Ferrari. Se mi chiama la Mercedes non posso. Quindi chiaramente sono un po' vincolato, però farne un po' se serve. 19 giri alla fine. Qui all'Albert Park. Mi trovo meglio con le super soft rispetto alle ultra soft. Mamma mia, sta arrivando Alfonso, signori. 1.28 per Alfonso, mamma mia, giro record, 2 secondi più veloce. Ho ancora il motore troppo scarso, purtroppo. Già migliorarlo di un livello già è un vantaggio incredibile, eh. Hanno sviluppato solo il telaio, per carità, benissimo, però tornerà grande la scuderia di Woking, lo so. Alonso è arrivato purtroppo, Alfonso è arrivato. Ho preferito lasciarlo passare. Ha un ritmo superiore purtroppo, non c'è nulla da fare. Fanculo Alfonsino.
Qualcuno ai box però purtroppo ha perso la posizione da Alonso. Superato Jolion. Vabbè, lunghissimo, lunghissimo. Brutto errore qua. Brutto errore qua, siamo contro la Renault dietro. No good, Kume, no good. Sono 2 secondi più veloci di me, girano. Kume, attento. Anche Palmer è molto vicino. Mamma mia che rischio. Mi superano tutti qua però, eh. Non va bene. È il motore, è un motore di merda. Che bloccaggio, signori. Io non posso ancora permettermi di togliere l'ABS, ragazzi, mi scuso, ma è abbastanza oggettivo se vogliamo divertirci un pochino, per adesso. Guarda che lotta di Alonso. A Magnussen, oh. Le Renault vanno bene grazie al mio sviluppo, vaffanculo. Buono, buono, stiamo girando abbastanza bene adesso. Ale dure Jolion, ancora in pista è Jolion. Dai che Jolion va lento. Miscela grassa e vai. Un po' lungo. Brutto errore qua. Tengo la mia strategia, erano per i coglioni. Mamma mia ragazzi, che stress. Vedere una Renault davanti a me è inaccettabile. L'altro anno era la Renault, quest'anno non posso subire una lezione così da Palmer. Palmer, iBox, Palmer, iBox. Buono, quarti. Da Alonso ho perso la posizione, ero terzo di nuovo. Incredibile, peccato, Perez è ancora attaccato al culo. Occhio. Che due maroni, oh. Assolutamente, qua tanto ciao. Qua, ma qualsiasi più veloce di me praticamente. Ho le gomme finite comunque. Poi di miscela grassa, però le gomme sono andate. Box, box, box. Un giro prima della finestra anche, porca troia. Guarda! No, beh! Qua è arrivato lui di proprio... No, vabbè, cioè, dopo sono io, Affanculo. Almeno non becco il danno, no, è pazzesco però. Non interessa, cioè, sono delle merde. Sono delle merde, non sono delle merde. Il Kume è intoccabile, a me non me ne frega niente, non lo capiscono, porca di quella vacca. Sì, se ho le gomme finite non posso stare neanche... Anche se alle medie Perez non sto al suo ritmo. Con le gomme così non riesco a fare niente io. Sì, vabbè, ciao, scusate ragazzi. No, mi sono un po' nervosito, però non sia possibile. Non è possibile, porca di quella stronza. Proprio ho le gomme marce.
Sarà dura poi tenere per 11G, vabbè. Vedremo. Staremo a vedere. Non se devo fare dei giri mostruosi, però. Hamilton alle super soft. Ok. Io ho finito le soste. Aia, questa è brutta. Ok, siamo al 10° posto con Joylo che ha le super soft, ma usurate spero. Vai, come se vi dimostrare di essere un buon pilota. Accettabile quantomeno. Un pilota accettable, in inglese di una purezza quasi disarmante, perché siamo sempre un po' disarmanti. Però Palmer pompa, Catroia. Il buon Joyle un po'. Palmer, sarebbe una bella safety car adesso. Sarebbe no l'ideale di più. Senti come le sento meglio le gomme, porca troia. Dai, come devi spingere come un porco adesso. Sì, Bottas fuori. Un altro ritiro. Mamma mia ragazzi. Dai, dammi la safety car, Chris. Niente da fare. Oggi 1000 ritiri, 0 safety car. Oh, lunga. Ho un po' esagerato. Anche Bottas fuori. Mamma mia, quanti ritiri. Ma era da un po' che non vedevo questi ritiri su un gioco per console. Dobbiamo controllare un po' la benza. Ora Palmer con le super soft non lo prendo, La macchina è ancora là, non dà la safety car, forse perché è defilata. Che sfiga, però. Che sfiga, porca paletta. È stato l'ideale, sarebbe stato. Vabbè. Accettiamolo con serenità e amore. Nico Rosberg fuori! No, Fioia, è incredibile! Incredibile! Anche Nicolino Rosberg è fuori dalla gara. Gara senza un senso logique, signori. Gara senza un senso logique. Gara spaventosa qui a Melbourne. E non arriva la safety car neanche questa volta, incredibile. Se la sono dimenticata i commissari. Peccato veramente. Oh, Palmer fu l'imprendibile. Puttana troia, Yellow flag, questo è Nicolino. Sì, Nicolino ha parcheggiato. Siamo sesti. Incredibile, incredibile. Veramente pazzesco, stiamo sprecando benzina ma la devo usare adesso. Dietro però c'è Gigi. C'ho Hamilton dietro, ragazzi. Sarà durissimo tenerlo, contando che comunque negli ultimi giri ho le gomme massacrate. Perché ora la safety car mi dà il vantaggio di riprendere dalle macchine davanti, però perdo anche dalle macchine dietro, cioè.
Vediamo un po' di standard. Hamilton 1.27.8. Hamilton è vicino, è scatenato Gigi Hamilton, come si suol dire. Un secondo più lento, Fei. 8 decimi in realtà. Sedici monoposto sono rimasti. Pazzesco, Fei. Pazzesco. Buon sesto posto. Ciao. Hamilton sta arrivando in maniera abbastanza arrogante. Gigione c'è, signori. Comunque il campione del mondo in gara, Nico Rosberg, è uscito al 20° giro. Sì, già il 27%. La vedo un po' dura a tenerle per tutti sti giri. No good, Kume, no good. Non va bene. Hamilton è già arrivato. Sì, non ho speranze. Mi sorpassa Hamilton. Seventh place. Nell'inglese di madrelingua. Però le gomme non mi tengono, non tengono per tutti i giri. Bene. Diciamo che un inizio positivo di mondiale. Il distacco è 1,2 secondi. Vabbè, riesci ad andare in box adesso. 2 giri alla fine. Chill laps. Gomma sinistra andata. L'ulteriore Raikkonen se le stanno dando, ma mi stanno leggermente aiutando, quantomeno non mi hanno già superato, però. Veramente one disaster. Molto male, ragazzi. Sarà un miracolo tenere la posizione e sperare anche di non aver foratura. La vedo veramente brutta, ragazzi. Para lap, mi sto cagando addosso, la gomma è finita. La gomma è finita. 83%. Il rischio di distruggerla è no alto. Da più. Ti prego, tieni duro, tieni duro. Ti scongiuro, ti scongiuro. Vince Ricciardo. Vince Daniel Ricciardo. La prima della stagione 2017. No, Fio, non ce la posso fare. Sono terrorizzato, sono disperato. No, non ce la fo, non ce la fo. Non ce la fo. Io sto tutto qua. Mamma mia, vedo freccette ovunque. Vedo freccette ovunque. Mamma mia. Mamma mia, Fioi. Gutierrez fuori, ma perché? No, guarda, anche questa non me la so spiegare, ragazzi. Gutierrez fuori. Non ho mai cambiato traiettoria, Fioi. Me ne fotto altamente i coglioni, proprio detta così. Sborò l'89%, Fioi. Che cazzo posso fare? E vaffanculo, con arroganza, arriva al 6° posto e mangiatevi il paccotto. No! Mamma mia, spero di sì. Yes! Yes. E si gode, ragazzi. Prestazione della Red Bull che oggi si
Mamma mia. Ci sarà la moviola per l'ultimo giro, ma io la traiettoria non l'ho mai cambiata. Quindi il Cume se ne frega altamente, ed è soddisfatto per un sesto posto incredibile con un terzo posto di Fernando Alfonso. Champagne! E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Mamma mia, raga. Conquista la vetta della classifica piloti, forte di un risultato straordinario. Bravi, raga. Buono, primi 8 punti nel carniere, terzo nei costruttori. Raga, un saluto del comandante veneziano, si parte col botto, 15 macchine rimaste in gara. Ciao!